tutte le cose di questa terra hanno una fine. Il Gran Premio Antica Quercia Spumante di ciclocross non sfugge a questa regola. L'11ª edizione chiude con larghi riscontri positivi. Ci ha detto che il ciclocross è vivo, ad onta di qualche corvo che lo vorrebbe morto, che dopo i tempi gloriosi di Severini e Renato Longo, il crossismo tricolore, ed in particolare quello veneto, sono in grado di dettare legge. Di Damiano Grego, Gabriele Bilato fra i dilettanti, di Michele Zanella e Davis Bigliato fra gli juniores, possono far ben sperare, non solo per gli italiani in programma la prossima domenica, ma per i vicini mondiali nei quali non dovremo fare solo da simpatiche comparse. 14 prove, altrettante tappe di avvicinamento alla conclusione nel D della Befana di Ponzano Veneto, 8º Gran Premio Artigiani Commercianti, 4º Trofeo Spiga d'Argento Juve Club, organizzato dall'Unione Ciclistica Ponzano in collaborazione con il Velo Club Bianchini. Quest'anno abbiamo messo in cantiere 7 gare con questa, quindi a febbraio abbiamo un circuito per dilettanti, poi in aprile abbiamo gli juniores e in giugno abbiamo gli allievi e gli esordienti, e quindi a settembre abbiamo un'altra gara di dilettanti, e poi per finire il 22 settembre il Trofeo Bianchini Internazionale, che è il nostro fiore all'occhiello, quindi che 22 anni appunto che lo facciamo. Per quest'ultima prova pochi dubbi. La maglia gialla di leader sono saldamente sulle spalle dei vari Davis Bigliato, Gabriele Bilato, Corrado Vinale e Dario Pecoretti. Per carità, c'è sempre il pericolo di un forfait, un incidente, un malanno, ma perché vestire i panni di Amenagramo? E allora gustiamoci la prima gara, che è un monologo di Michele Zanella in strepitosa condizione, che giro dopo giro guadagna terreno e secondi sul leader del Gran Premio Antica Quercia, Davis Bigliato. Il portacolori dell'Unione Ciclistica Vettore Veneto, con la pioggia di Pederobba, la nebbia di Verona o il pallido sole di Ponzano Veneto, mostra di trovarsi a suo agio. A Davis Bigliato lascia l'onore delle armi e la conquista finale. Fra gli allievi, Imer Brisotto, vincitore di categoria, impone la legge del più forte. Il sacilese non ha al momento rivali. Per la verità ce ne sarebbe uno, ma corre in Lombardia. Sarà un grosso pericolo per il tricolore, per il quale è candidato numero 1 ad indossarne la maglia. Si chiama Elvis Zucchi, ma oggi nel Trevigiano non c'è. E Imer Brisotto se la gode. Zanella intanto insiste nel suo regolare pomeriggio. Per quanto riguarda Imer Brisotto, deve invece guardarsi dal ritorno dello sfortunato Marco Rado e si impone soltanto in volata. Al traguardo, vincitore di tappa e di classifica finale. Sì, questa è la 6ª vittoria consecutiva. Spero bene per domenica ad un'altra vittoria. Domenica sarà un po' più difficile perché ci sono tutti gli italiani, però io spero bene. Quindi un bel viatico per i campionati italiani. Chi vorrebbe insidiarti? Ma quasi tutti quelli che sono qui, i due trentini, Bigliato e Frattini Lombardo. Sono abbastanza soddisfatto per la conclusione del Gran Premio Antica Quercia. Oggi pensavo di far meglio, ma Zanella aveva un passo fortissimo e non sono riuscito a stargli a ruota, e lui è arrivato all'arrivo da solo. Le condizioni di salute stanno migliorando? Ma adesso sto cercando di arrivare con una buona preparazione agli italiani e spero di farli bene e poi andare ai mondiali. Imer, sei stato di parola? Sì, sono riuscito a vincere anche oggi, ma con un po' di più difficoltà oggi, confronto alle altre domeniche. Tra 7 giorni? Speriamo la fortuna, se le mani buone. C'è un certo Elvis. Sì, va molto forte. Ma è forte anche tu però. Sì, ma lui però Ha una marcia in più. ha una marcia in più degli altri. Ultima prova anche per dilettanti e cicloamatori. Come un copione letto e riletto, parte subito Gianluca Pianegonda. Ma a metà del primo giro Bilato ha già preso la testa. Giuseppe Dalgrande e Pianegonda all'inseguimento. C'è già mezzo minuto fra lepre e inseguitori al termine del secondo giro. I distacchi degli altri corsisti sono abissali. Tra i cicloamatori c'è l'attacco di Mario Case. Alle spalle la maglia gialla Corrado Vinale e Michele Mogno. Continua intanto la recita di Gabriele Bilato. Del Grande si scrolla di dosso Pianegonda, ma accusa un primo di ritardo. Al terzo posto c'è Pianegonda, ma è distante.
ha già 2 minuti di svantaggio. E mentre anche nella Marca Gioiosa scende insidioso un Nebbium Meneghino, ci apprestiamo a salutare Gabriele Bilato, simpatico quanto bravo, definitivo possessore di maglia gialla di leader. Ancora una vittoria per concludere degnamente questa edizione. Sì, oggi è andata bene, ho vinto la gara e anche il Gran Premio Antica Quercia. Sono soddisfatto perché mi mancava questo traguardo da dilettante, non ero mai riuscito a vincerlo. L'ho vinto 2 volte da juniores e quest'anno ce l'ho fatta, sono contento. Io ci riprovo ancora una volta, fra 7 giorni. Io ripeto quello che ti ho detto le altre domeniche. Fra 7 giorni c'è il campionato italiano, io cercherò di partire concentrato e fare una buona prova, però non voglio dare nessun pronostico. Ma sei in forma, sì? Sì, come condizione c'è che ho questo raffreddore che non riesco a superare, spero di questa settimana di guarire. Presidente, allora questo è stato un buon test in vista dei campionati italiani di domenica prossima. Direi di sì, noi ci auguriamo, visto che deteniamo la maglia dell'anno scorso, domenica prossima a Corva di riuscire a mantenerla. Bilato è in ottima forma, l'altra categoria va molto bene, si stanno preparando, auguriamoci di poter se non altro mantenere quelle maglie che ormai già abbiamo in casa. E per quanto riguarda questo Gran Premio Antica Quercia giunto all'11ª edizione? Direi che è ottimo, splendido, il plauso va ad Armando Zamprogna che riesce a coordinare ed a seguire con costanza, professionalità tutte le varie manifestazioni, trovando anche disponibilità delle varie società, degli atleti, di pubblico, che quindi dà successo a questa manifestazione che è unica in Italia. È stata una faticaccia per tutti, per i corridori soprattutto, ma siamo arrivati alla fine. Adesso ci sono le premiazioni, speriamo che siano tutti soddisfatti, senz'altro. Il merito di questo Gran Premio va senz'altro ad Armando Zamprogna che coordina tutta l'attività del Veneto. Diciamo che se non ci fosse lui il Veneto non sarebbe a questo livello nel ciclocross. Credo che la manifestazione sia riuscita nell'arco delle 14 prove, sia riuscita abbastanza bene perché abbiamo avuto diverse partecipazioni da tutte le regioni d'Italia, abbiamo avuto dei bei vincitori, nel Gran Premio abbiamo avuto anche 2 internazionali, sono state 2 gare bellissime e a questo punto io devo ringraziare tutte le società che hanno organizzato queste manifestazioni nell'arco delle 14 prove, gli atleti e in particolar modo l'Antica Quercia, l'Essel Italia, la 2G e la Veta. E Luciano Rebelato che è uno dei promotori che da quando è nato il Gran Premio di ciclocross è sempre stato il promotore di tutte queste manifestazioni. Anche per Ponzano Veneto, a ridosso di Treviso e del Palaverde di Villorba, è tempo di bilanci. Qui ha sede il club dedicato alla fidanzata d'Italia, la nobile Juventus, ma si mastica soprattutto ciclismo. Certamente, Ponzano è un'amministrazione che da sempre è attenta allo sport e ai problemi che in esso comporta questo settore e questo assessorato. Io dal mio canto sono assessore da poco allo sport e ho ricevuto in eredità un grosso assessorato che chi prima di me ha saputo gestire in maniera, diciamo, lodevole. E diciamo che a Ponzano, oltre al Juventus Club e allo sport e il ciclismo, in particolare qui del Velo Club Bianchin e Luci Ponzano, che organizzano, direi in maniera egregia, tutte quante le manifestazioni ciclistiche che si svolgono in questo comune. Abbiamo anche delle belle squadre e anche un baseball crescente che si classifica molto bene nelle sue categorie, seppur minori, e poi ben altre società che operano in questo comune. Siamo molto felici per lo sport a Ponzano Veneto e anche cerchiamo noi come amministrazione di dare, diciamo, quel contributo per quello che c'è possibile, creando degli impianti sportivi che, a detta di altri, non è per falsa, diciamo così, per essere modesti, però per il nostro comune abbiamo dei bei impianti sportivi. Ed ora le classifiche finali. Categoria allievi: primo Imer Brisotto, società ciclistica sacilese, 185 punti. Secondo Gerry Mantoan della Angarano, Team Super, 129 punti. Terzo Marco Rado, Cusina San Polo, 118. Quarto Damiano Micheletto, Libertas Scorsè, 115. Quinto Eddie Forner, Termopiave, Cavasso del Tomba, 61 punti. Juniores: primo Davis Bigliato,
Selle Italia Silvellese, 155 punti. Secondo Michele Zanella, Unione Ciclistica Vittorio Veneto, 151. Terzo Francesco De Gasperi, Unione Ciclistica Trentino 1887, 136 punti. Quarto Alessandro Gretter, stessa società di De Gasperi, con 130 punti. Quinto Mauro Zamprogna, Selle Italia Silvellese, 103. Dilettanti, primo Gabriele Bilato, Selle Italia Silvellese, 159 punti. Secondo Damiano Grego, Selle Italia Silvellese, 134. Terzo Stefano Zanetti, Polisportiva Juventina Torri, 103. Quarto Daniele Pontoni, Gruppo Sportivo Zalf Fior, 100. Quinto Giuseppe Dalgrande, Rudy Project, 90 punti. Ed ora veniamo alle classifiche anche dei cicloamatori, cominciando con quella degli adulti. Primo Corrado Vinale, Gruppo Sportivo San Donatese, 198 punti. Secondo Mario Case, Stop Moda Market, 132. Terzo Michele Mogno, Gruppo Sportivo Libertas Scorsè, 130. Quarto Riccardo Piccin, della De Marchi, 99. Quinto Gianfranco Carniel, Stop Moda Market, 92. Categoria Senior, primo Dario Pegoretti, Gruppo Sportivo Safi Ponteggi, punti 218. Secondo Silvio Bonaventura, Gruppo Sportivo Zapi, 139. Terzo Giacomo Salvador, Cicloturisti Vittorio Veneto, 103. Quarto Giovanni Bortolato, Gruppo Sportivo Zapi, 89. Quinto Egidio Serafin, Team Downhill, 85 punti. Ed ora le società. Primo Gruppo Sportivo Italia Silvellese, 629 punti. Seconda Unione Ciclistica Trentino, 1887, 353 punti. Terza Gruppo Sportivo Safi Ponteggi, 281. Quarta Società Ciclistica Libertas Scorsè, 277. Quinta Gruppo Sportivo Stop Moda Market Castagnole, 265. Ci sarà ancora un appuntamento con il cross. Lunedì 21 da Scomigo di Conegliano per il Garinei. Stessa ora, stesso canale. La terra, l'amore e una sapiente vinificazione fanno dei vini Antica Quercia un punto di prestigio su ogni tavola.